Stiamo parlando di un'opera palladiana che è un monumento nazionale, prova ne sia che sia Regione che Ministero dei Beni Culturali ha investito su quest'opera. Ci inquieta pensare che un cantiere fermo in balia delle acque è un cantiere comunque in pericolo. È un punto di riferimento, è come fosse bloccato, che so, il recupero strategico del Colosseo piuttosto che il Ponte Vecchio a Firenze. Si deve sbloccare questa situazione. Preoccupato, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, guarda con apprensione alle sorti del Ponte Vecchio. Il governatore non vuole cercare le responsabilità, non è il momento, ma vuole chiarezza per il futuro. Non sto qui a cercare colpe o quant'altro, dico che oggi dobbiamo occuparci dell'ammalato, il ponte di Bassano. Luca Zaia torna a proporre la gestione commissariale. La Regione continua a essere a disposizione, non solo perché ci ha messo dei soldi, ma perché pensa che questa sia un'opera simbolo a livello internazionale. È un'opera super tutelata, per cui io continuo a dire che a questo punto ci vuole comunque una gestione commissariale, ci vuole una realtà con pieni poteri e si decida velocemente in maniera tale che si sblocchi la partita. Un commissariamento che permetterebbe, ricordiamolo, di velocizzare i tempi di restauro. La persona più indicata, interpretando il volere della cittadinanza che abbiamo ascoltato in questi mesi, è lo stesso sindaco. Poletto infatti conosce bene la partita, le carte le sa a memoria. Con i poteri da commissario potrebbe finalmente sbloccare l'impasse.